nostro inviato che è collegato con noi da Terralba come tutte le settimane, il nostro Dottore Meloni. Buonasera. Dottore! Buonasera Chi a gli è lei. piaciuto come comico, Dottore? Signor Massimiliano, tu sai, te che no? Gli sto chiedendo chi gli è piaciuto come comico, Dottore? Cazzo, sinceramente me che deve essere tutte tre cose Vabbè, ho esatte, capito, ma voi non si piega sul brodo. Allora, Buonasera a lei, a tutto su popolo sardo che me che desi castiaghi, non te manco stidio di nave, accabai su mesi, ai ci siente in Roma con su dei passo palazzo del potere, imperialista, anche vinse sa finanza di su bocce da incasino. allora, Dottore, non usiamo termini volgari. È così, è. Allora, cosa sta facendo? Chi è quel signore seduto vicino a lei, scusi? Allora, il signore seduto vicino a me, anzitutto ti deve di votare rispetto, perché lui è un ministro della Repubblica del Malluento. Ma davvero, complimenti, Eccoci complimenti. Qua, E su si serve da Giancarlo, è il ministro del vettovagliamento, sazzatura da sta cosa, papà, della Repubblica del Malluento, Ma scusi, ma dai. Non sei un manco visionente di idee, non era zitto, Ma scusi, ma non esiste il ministro del vettovagliamento, questa cosa papà, mi sembra strano. Ma te sei che intendi, Dasi, Giancarletto? Gli sembra strano? Ascolti, signor Medda, mega di spiegare come funziona la nostra Repubblica. Quando dobbiamo fare una riunione del Consiglio del Supremo dei Ministri del Malluento, ecco, il ministro Giancarlo ci convoca a me in domo sua verso le 10 del mattino. Io su apparecchiato a mezza ci vogliono di 400 kg su de cose, papà, 200 litri su de vino, ci mettiamo alle 10 del mattino e la seduta da completare, che quando sta mezza è buia completamente, sull'ultimo stadio del vino buffao e finiamo intorno a mezzogiorno. Ma dalle 10 a mezzogiorno sono 2 ore, mangiate in 2 ore? No, a mezzogiorno dessa di dopo. Così, 26 ore mangiando. 26 ore mangiando, 26 ore mangiando. Cioè, 26 ore in riunione. Tutto perché noi su dessa Repubblica del Malluento, papà su dessa mesa nostra, non come su politici su sardo che funti in Roma, chi depenti papà alle spalle dei sardi, bastardo. Ehi! Non dica così, dai. Aspetti, su di noi, nostro, mio, del Giancarlo, di nostro, e si fanno rimborsare nei migliori ristoranti, si fanno rimborsare anche la Nutella, anche un vinza sattella, su scassinti, su scalenti, su gorro del savurca che tu usate in generale. Allora, Dottore, cosa state facendo adesso, a parte quello di mangiare e bere? Lei non beva troppo, Dottore. Ecco, poi le cosa battute... stiamo facendo? Io e il ministro Giancarlo siamo una specie di pre-consiglio dei ministri. Ecco, quindi state... Nel senso che se tu estendi sta cosa, che dobbiamo portare nella discussione del Consiglio dei Ministri, capito? Ho capito, Poi tra noi della Repubblica Malluento non lasciamo nulla a su caso, ma tutto su gallo de gravito. Ecco, ho visto. Poi te spizioso, commenti se spizioso nostro sardo, noi sardi. E sta cosa bella che ha fatto gatta Saviu, che sta cosa non guasta da mai. Vabbè, questo non entriamo in questi particolari, capito? Allora, cosa dobbiamo fare il prossimo Consiglio dei Ministri? Cosa dovete fare il prossimo Consiglio dei Ministri? Dobbiamo, nel prossimo l'ordine del giorno del penso fare produzione, vino, Malluento 2014, ricerca personale, scrazza Sabingia Binnenna 2014, eccoci qua, tocca darci pensare prima, allora? Produzione, Guetus, prossime festività patronali stivessarde, Guetus, scoppiano in in alto. Occupazione e istituzione della nuova Repubblica di Villanova Tullo, con indizione e referendum popolare a Bidano e Dollo per l'annessione di Bidano alla Repubblica del Malluento. Ma stai che sia tipo la Cecenia? In Cecenia su deputy Ingolli, su tutto questo consigliere regionale che stanno prendendo il vitalizio salvacci del suo popolo sardo, si va a pausa su un gazzanos, comprendi Mase? Va bene, Dottore, io la ringrazio. Che voi state mangiando. Va bene, lei allora ci saluti da Terralba. Da Terralba, Deo, Giancarlo, tanto saluto a Sardo, si fa culle scontinentali. Grazie, Dottore Meloni, lei mangia davvero però. Disgraziato. Va bene, allora